Tra Zagabria e l'Istria il blitz che ha consentito di bloccare i responsabili del colpo a Palazzo Ducale dopo mesi di intense indagini, 4 croati e il serbo capo della banda che era fuori in 5 minuti, gioielli per 2 milioni di euro, ci sarebbe anche una talpa veneziana. Si lavora senza sosta nella montagna devastata ieri dal Consiglio dei Ministri, sbloccati i primi fondi, ma sono troppo pochi ancora, 50 milioni di cui si raggiungeranno altri 200 a giorni, però divisi nelle varie regioni. A 10 giorni dall'inizio dell'emergenza in Val di Zoldo si spara ancora il fango per l'esondazione di Rio Vido, case devastate, danni materiali e anche ricordi di una vita spazzati via dal maltempo. Guanti estivali, studenti del collegio Brandolini di Aversa in Golena per aiutare i residenti a ripulire il cortile e vigneti, i ragazzi dicono un'esperienza formativa indimenticabile. Prima applicazione nella Marca del decreto sicurezza, richiedente asilo ospite dell'ex Serena ai domiciliari per detenzione di droga sarà rimpatriato, il plauso del presidente Zaia. Evasione fiscale e falsi permessi di soggiorno, l'accusa per la quale la Guardia di Finanza ha sequestrato bene un imprenditore bengalese residente nel Vicentino. L'economia del Veneto è in crescita ma con un freno rispetto ai periodi precedenti, rapporto congiunturale presentato dalla Banca d'Italia ieri a Venezia. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, dunque in primo piano la notizia che abbiamo anticipato ieri nel corso del telegiornale del Veneto e poi nel corso del telegiornale di Venezia ieri sera, ovvero la blitz che ha condotto le forze dell'ordine a bloccare i responsabili del colpo storico al Palazzo Ducale del 3 gennaio scorso, di cui vediamo le immagini proprio del momento del colpo, i 5 minuti in cui i banditi riuscirono a dare a fare gioielli per 2 milioni di euro. Siamo in attesa di collegarci telefonicamente con Ilaria Marchiori che ha seguito e sta seguendo la conferenza stampa proprio in procura per capire i dettagli di questa operazione molto importante. Allora ce l'abbiamo al telefono, mi dicono. Ilaria, a te dovremmo sentire da te i dettagli di questa operazione, ci sei? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno anche a tutti i telespettatori, mi sentite? Ti sento perfettamente. Ecco, si è appena conclusa la conferenza nell'aula bunker della Procura qui a Venezia, in cui il procuratore capo Bruno Chetti ha illustrato i dettagli sull'arresto di queste 5 persone che sono appunto gli autori del furto commesso lo scorso gennaio a Palazzo Ducale. Si tratta di 4 persone di nazionalità croata tra i 43 e i 60 anni che sono stati raggiunti ieri a Zagabria, tra Zagabria e l'Istria, e un quinto invece bloccato alla frontiera tra Croazia e Serbia. È stata fondamentale la collaborazione tra la polizia italiana e quella croata e serba proprio per arrivare ad arrestarli. Il procuratore l'ha definita un'indagine che è stata condotta davvero magistralmente, anche perché in questo caso specifico sono stati uniti gli strumenti investigativi tradizionali a quelli più innovativi, dunque tecnologici. È stato proprio grazie alle famose immagini delle telecamere di videosorveglianza, in cui li abbiamo visti anche più volte nei nostri telegiornali, mentre proprio estraevano i gioielli dalla teca, che si è potuto risalire mano a mano con un lavoro minuzioso alla loro identità e quindi a trovarli. Non sono state diffuse le loro identità né le loro immagini proprio per essere per cautelarsi, perché in realtà si tratta di un furto aggravato, ma la misura cautelare in carcere deriva dalla capacità criminale di questo gruppo. Sono stati davvero molto bravi, hanno avuto una mente davvero molto elaborata nel mettere a segno questo furto, che tra l'altro, Nicola, ti dico, avevano già tentato nei giorni precedenti per ben 2 volte di rubare all'interno, e tra l'altro sempre dalla stessa teca. Dunque hanno deciso di riprovarci e alla terza volta ci sono riusciti. Una volta presi i gioielli sono corsi a Piazzale Roma, dove c'erano altre 2 persone ad attenderli, e da lì se ne sono andati immediatamente lasciando il paese, quindi in Italia sono rimasti davvero pochissimo. Dimmi Nicola. Ti volevo chiedere, si è parlato di una talpa veneziana, esiste allora questa possibilità, oltre appunto agli autori materiali? Allora, abbiamo fatto anche noi questa domanda al procuratore, ci ha detto che al momento non ci sono elementi per poter parlare di una talpa veneziana, così come allo Stato non ci sono nemmeno elementi per poter dire se si trattasse o meno di un furto su commissione, come si era più volte
pensato o sospettato nei mesi precedenti, quindi non hanno elementi per stabilire né questa cosa né l'altra. Grazie allora, grazie Ilaria Marchiori, immagino che poi tutti i dettagli questa sera nel corso del nostro telegiornale del Veneto e di Venezia per capire come si è arrivati a incastrare questa banda che, lo avete visto, aveva tentato anche, come ci ha detto Ilaria in questa diretta, il furto ben 2 volte prima di metterlo a segno il 3 gennaio scorso. Lasciamo adesso il colpo al Ducale per tornare a parlare della montagna devastata. Oggi previsto nel pomeriggio il sopralluogo del vice premier Luigi Di Maio insieme al ministro dei rapporti col Parlamento Fraccaro, che come sappiamo ha origini veneto-trentine. Intanto si continua ovviamente a lavorare perché l'emergenza non è finita, per ripristinare una normalità che sarà lunga dall'essere considerata tale ancora, e la notizia di ieri del Consiglio dei Ministri è quello dello sblocco dei primissimi fondi, 50 milioni e poi 200 milioni a giorni. Il problema è che sono ancora molto pochi, se pensate che il Veneto ha bisogno, almeno una prima stima, di 1 miliardo dallo Stato, e soprattutto perché questi fondi stanziati, 50 più 200 a giorni, sono ovviamente stanziati per tutte le regioni colpite dal maltempo, dall'ultimo maltempo, e quindi dalla Sicilia alla Liguria, al Friuli Venezia Giulia, al Veneto. Quindi si tratta ancora ovviamente di tranche che servono fino a un certo punto. Vediamo adesso al telefono con la nostra Lina Paronetto di fare il punto della situazione e l'aggiornamento ovviamente della montagna. Lina, a te. Sì, buongiorno, sarà una giornata anche questa importante per far comprendere anche al governo centrale qual è la situazione del Veneto, perché dopo i sopralluoghi del vice premier Salvini domenica scorsa e del ministro Toninelli avvenuti lunedì, oggi a visitare il Bellunese, in particolare Rocca Pietre e poi la Val di Sole in Trentino, arriveranno invece 2 esponenti del Movimento 5 Stelle, il vice premier Luigi Di Maio e il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Ricordiamo invece che domani sarà nelle zone colpite dalla devastante ondata di maltempo la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Inizione oggi e domani in Veneto e Friuli sia per effettuare dei sopralluoghi nelle zone devastate che avere degli incontri con gli enti locali. Sarà invece un gruppo di parlamentari, molti dei quali veneti, sono deputati appunto in missione per rendersi conto direttamente con i propri occhi di quanto accaduto nei giorni scorsi tra la montagna e il resto del territorio tra Veneto e Friuli. Si attende naturalmente anche il sostanzioso stanziamento di fondi per far fronte alle prime emergenze. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per le 11 regioni che lo hanno richiesto, tra cui il Veneto. È stata stanziata una somma di 53 milioni per tutta Italia, che appunto serviranno a far fronte alle primissime emergenze. Altri 200 sono stati comunque annunciati a giorni con un proprio decreto dal Premier Conte. La stima dei danni, tra l'altro a livello nazionale, è davvero consistente, si parla di oltre 3 miliardi di euro. Sappiamo che il nostro governatore Luca Zaia ha parlato solo per il nostro territorio di circa 1 miliardo. Fondi arriveranno anche dal Ministero dell'Ambiente. Sergio Costa ha avuto tra l'altro un incontro con le regioni proprio in tema di dissesto idrogeologico in queste ore. Ci sono 157 milioni che dovrebbero essere destinati al Veneto, anche perché i danni purtroppo riportati dall'ambiente, dalle foreste al mare sono evidenti, e quindi questi fondi dovrebbero essere destinati alla nostra regione, altri 60 milioni al Friuli Venezia Giulia. L'assessore all'ambiente Bottacini ha annunciato invece che settimana prossima cominceranno gli incontri con le amministrazioni comunali per dare un supporto da parte della Regione alla raccolta dei dati necessari proprio per la valutazione dei danni. Tutto questo mentre, lo sappiamo, continua la grande solidarietà dei veneti per le popolazioni colpite attraverso l'IBAN messo a disposizione dalla Regione per raccogliere fondi. Anche su questo ci sono dibattiti e polemiche, nel senso che ci sono istituti di credito che chiedono la commissione per il versamento del bonifico. Su questo anche il consigliere veneto Gabriele Micheletto è tornato in queste ore
denunciando proprio i costi di commissione spropositati, dopo tra l'altro che lo stesso Zaia aveva chiesto alle banche di non applicare costi per questo atto di solidarietà che molti veneti stanno compiendo. Dal Bellunese per ora è tutto, io vi restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto. Intanto in Val Zoldana, nella frazione di Fusine, il Rio Vido è esondato e ha devastato le case, si spala il fango, ci sono danni enormi e danni non solo ingenti ma anche danni ingenti a livello morale, ricordi di una vita spazzati via dal maltempo. Il reportage dei nostri Tiziana Bolognani e Nicola Marcato. Tutto il materiale che è stato ammassato qui a lato di questa strada, materiale che era contenuto negli scantinati, nei semi-interrati che sono stati letteralmente invasi da terra, fango e acqua, che nella notte di lunedì ha ostruito questo rio che normalmente è un piccolo canale che poi si mette nel torrente, ma non aveva mai dato problemi in passato e invece questa volta ha creato dei danni ingentissimi. Guardate anche da questa parte, dalla parte di questo caseggiato che ospita un'officina, la terra ha ricoperto praticamente la quasi totalità dello spazio dell'area che era adibita a parcheggio. Sono oramai più di 10 giorni che state lavorando per portare via tutto quello che è stato rovinato dal fango. Portare fuori, non portare via, è ancora tutto qua. Però un po' alla volta andiamo avanti, dai. Ha avuto tanti danni lei? Praticamente sì, tutto quanto. Quello che c'era nel garage e nella cantina tutto da buttare. Centrale termica, turbina, spazzaneve, spaccalegne, tutto quello che c'era, tutto da buttare. Ci fa vedere fin dove è arrivata l'acqua? Ma l'acqua arrivava a livello del garage là, cioè era tutto pieno, tutto completo, neanche 10 centimetri non avanzava. E lei quella sera che cosa ha sentito? Io non... Rumore? No, rumore, eravamo qua che si lavorava, si cercava di tamponare con pannelli qualcosa, ma era tutto inutile. Qua adesso non si vede più, però hanno portato via 60 camion di materiale, cioè la casa era circondata dal materiale, era circondata. In mezzo a tutte queste cose che sono state ammassate ci sono molti ricordi, molte... Soprattutto quelli sì, perché dopo la moglie è più affettiva di me, è più legata a tutti quanti i ricordi dell'infanzia del figlio e là sono andati persi tutti, insomma sono persi dai libri di scuola, non so, le prime pantofole, i primi scarponi, la prima bicicletta, quelle sono andate tutte perse e buttate via. Ma insomma dai, ricominceremo. E c'è una Val di Zoldo però che lavora febbrilmente anche per ripristinare piste e impianti da sci in vista dell'apertura della stagione invernale. Siamo ai piedi del Pelmo, schiare a Val di Zoldo Civetta, anche qui sono evidenti i danni che ha lasciato il maltempo, i primissimi si possono facilmente individuare lungo nel primo tracciato del percorso degli impianti di risalita e naturalmente anche in fondo alla pista di rientro. Eppur tuttavia vedete che qui la situazione è in divenire perché già si sta preparando per l'avvio della stagione invernale, la stagione dello sci a partire dalle primissime nevicate, ma comunque ufficialmente dall'8 di dicembre. Vedete che già tutti i cannoni sparaneve sono praticamente in fila qui pronti ad entrare in azione e lo sci partirà esattamente come è stato annunciato anche dall'assessore regionale al turismo Caneri, da tutti gli impiantisti a fune, eccezione fatta per le difficoltà evidenti e palesi nelle strutture di Malga Ciapela. Siamo stati particolarmente fortunati, pochi alberi spezzati, gli impianti hanno retto, dunque non c'è nessun danno agli impianti, parcheggi in ordine come può vedere, dunque tutto sommato siamo tranquilli di poter iniziare la stagione in tempo, diciamo. Ecco, in effetti abbiamo già visto che è tutto sistemato, si sta lavorando. Sì, in effetti stiamo lavorando adesso, no, per rispettare i tempi dell'apertura.
Le immagini della devastazione della montagna nel Bellunese non solo hanno fatto davvero il giro del mondo. Allora capita che dal mondo arrivano, da tutte le parti del mondo arrivano messaggi di sostegno, di solidarietà per la montagna, arrivano anche dagli Stati Uniti e dall'NBA, la lega più importante del basket mondiale. Questa è la foto postata da Marco Bellinelli, grande stella italiana dei San Antonio Spurs in Texas, che ha quindi lasciato questo cartello a Auronzo, Cadore, Comelico, a Gordino, il sostegno per questa montagna devastata anche da un campione dello sport negli Stati Uniti. Poi c'è l'altro fronte, lo abbiamo raccontato, anche l'altra faccia, quella delle zone golenali del Piave, che sono ancora a lavoro da giorni tra mille disagi e persone ancora evacuate per il fango nelle case. A dare una mano anche alcuni studenti ieri, vediamo. Si fa prima ed è anche molto bello, aiuta il morale. Salgareda, Via Argine Piave, studenti del liceo Brandolini Rota di Oderzo danno una mano a una delle tante famiglie gravemente danneggiate dal maltempo a salvare il salvabile. Un'idea lanciata dai dirigenti scolastici e accolta con entusiasmo dai ragazzi. Mi sembrava una buona idea finalmente poter aiutare in maniera pratica, quindi ho deciso di aderire subito. Possiamo aiutare la gente e comunque stare insieme tra amici, quindi ci divertiamo e aiutiamo allo stesso tempo. Onestamente non vorrei essere nella loro situazione, quindi dato che c'è questa possibilità credo sia il meglio aiutarli. Sempre bello secondo me riuscire a approfittare di queste occasioni per dare una mano e rendersi conto veramente della fortuna che abbiamo a vivere in una casa asciutta, chiusa con riscaldamento e tutte le nostre comodità, perché anche a pochi chilometri da noi magari c'è chi vive situazioni come questa. Un altro gruppo, Via Grave di Sotto, Negrisia di Ponte di Piave, l'insegnante di religione che ha contattato le famiglie da aiutare, promuovendo poi a scuola anche una raccolta di generi di prima necessità, è visibilmente colpito dalla risposta degli studenti. Sono orgoglioso di loro perché hanno accettato in tantissimi, perché siamo qui in tanti, siamo in due nuclei diversi, hanno accettato ben volentieri, siamo una trentina di ragazzi, quindi siamo veramente soddisfatti della loro risposta e anche della risposta di tante altre persone, di famiglie del Brandolini. Anche quelle per terra dopo quel multista? Sì, perché già votare il bancale. Anch'io sono uno che abita vicino al Piave, allora siccome da me non è arrivato niente e sono stato fortunato, quelli un po' meno fortunati ho deciso di aiutarli. Ma dicono tutti che a noi non piace far fatica, ma a noi piace far fatica. Come dicono che i giovani non sono educati, ma anzi. Semplicemente con un aiuto, con qualche oretta, può significare tanto per queste famiglie in difficoltà e quello che si può si fa. È una bella esperienza, comunque è giusto farla, aiutare quelli che vivono vicino a te, ci mancherebbe altro, se c'è bisogno di aiuto. Siamo i primi qua tutti quanti a darlo, credo, non abbiamo nessun problema. Sicuramente è stato un momento difficile per loro, soprattutto la scorsa settimana. E quindi sono comunque contenta per aiutare quando c'è bisogno, rendermi utile la cosa che mi riesce meglio. Il figlio della proprietaria del terreno, Walter Bergamo, racconta di aver ricevuto prima la solidarietà degli alpini e ora degli studenti. Ci danno una mano ed è molto importante e quindi senza di loro obiettivamente non sapevamo da dove prendere, quindi sicuramente è stato molto importante questo. Complimenti ai ragazzi, adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali. La cronaca ci porta nella Marca con i primi effetti del decreto sicurezza del governo, un pusher che è anche un richiedente asilo, un migrante che viene espulso. Il primo effetto nel territorio del decreto sicurezza, l'espulsione finora inedita di un richiedente asilo ospite di una struttura di accoglienza arrestato per detenzione di stupefacenti. Il 21enne ivoriano ai domiciliari nello stesso centro di accoglienza sarà rimpatriato, aggirando così l'ostacolo posto fino a prima del decreto dalla legge che impediva anche di fronte al reato di allontanare i richiedenti asilo dal territorio nazionale. Il provvedimento voluto dal Ministro dell'Interno prevede che sia sufficiente una condanna in primo grado per poter rimpatriare il soggetto che ne sia destinatario.
La commissione territoriale è comunque chiamata a esprimersi d'urgenza, così è stato per il 21enne ospite dell'ex caserma Serena di Dosson, accompagnato poi al centro di permanenza per il rimpatrio di Brindisi. Finalmente i delinquenti tornano a casa loro come è giusto che sia e come hanno sancito il Ministro dell'Interno, il Governo e il Parlamento con la fiducia votata dal Senato, è stato il commento del Presidente del Veneto, Luca Zaia. Per troppo tempo abbiamo dovuto assistere a un'inaccettabile impunità, ora basta. A proposito di Salvini, una notizia curiosa che viene dal web, segnalato dal Corriere del Veneto sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, che ha postato il tema di un bambino di Padova di 8 anni, lo vedete qui, che ha raccontato di aver incontrato appunto Salvini, un incontro emozionante, insomma ha lodato Salvini a 8 anni, appunto questo bambino padovano, era stato lo stesso Salvini a postare su Facebook questo tema, scrivendogli: grazie Tancredi, l'emozione me l'hai regalata tu. Non sono mancate ovviamente poi le ironie e i dibattiti sui social, e in ogni caso appunto ecco quello che ha postato Salvini sulla sua pagina Facebook con il tema di un bambino di 8 anni dedicato proprio a lui. Adesso con la cronaca a Curtarolo, poco fuori Padova, per un'esplosione, per una fuga di gas ieri pomeriggio, salvi per miracolo 2 anziani. È un miracolo se 2 anziani, marito e moglie di 80 anni, siano sopravvissuti all'esplosione avvenuta giovedì pomeriggio nella loro casa a Pieve di Curtarolo. La deflagrazione, forse causata da una fuga di gas dallo scaldabagno, ha provocato l'incendio di parte dell'abitazione e il ferimento dell'anziana che si trovava nel bagno. Sia lei che il marito sono stati portati in ospedale per controlli. Salvato dai pompieri anche il cagnolino della coppia, che all'arrivo della squadra era ancora dentro l'abitazione. Evasione fiscale e falsi permessi di soggiorno, le accuse attraverso le quali la Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato beni per oltre 56.000 euro nell'ambito dell'operazione Sunshine. Il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Vicenza ha riguardato 2 immobili situati nei comuni di Monte di Malo e Montecchio Maggiore, le proprietà di un cittadino bengalese residente appunto nella provincia berica. Le indagini avviate nel 2015 erano partite dalla individuazione da parte delle Fiamme Gialle di Schio di una serie di società cooperative di lavori edili gestite dall'uomo, indagato con il concorso del figlio senza seguire per le prestazioni dei lavoratori le prescrizioni di legge. L'imprenditore rilasciava anche buste paga riferite a rapporti di lavoro fittizi, poi utilizzate per il rilascio di permessi di soggiorno a finti lavoratori. L'economia del Veneto sotto la lente della Banca d'Italia in questi giorni, il rapporto congiunturale parla di una crescita ma anche qualche freno. L'economia sta proseguendo, direi, con un tono positivo, l'espansione di tutte le attività che interessano i comparti principali dell'economia del Veneto danno segni positivi. In termini di comparazione temporale c'è una lieve attenuazione rispetto ai risultati, le performance sempre positive dell'anno precedente. Un dato che esprime questo andamento positivo è sicuramente il mercato del lavoro. I dati sono positivi, ma la crescita economica del Veneto vede un freno rispetto al 2017. Lo rende noto la Banca d'Italia, che ha presentato presso la sede di Venezia l'aggiornamento congiunturale. Il Veneto viene comunque da un quadriennio di crescita, dal 2013 superiore alla media nazionale. Tra i dati più confortanti quelli sull'occupazione, in particolare per under 35 e over 55. Questa è una cosa interessante perché ci aspettavamo in qualche misura che il tasso di occupazione degli over 55 aumentasse, questo in virtù delle recenti riforme pensionistiche, e questo effettivamente è successo. La cosa positiva è che aumenta anche il tasso di occupazione degli under 35, che comunque è aumentato, anche se si mantiene ovviamente su livelli inferiori a quelli medi, dell'occupazione media. Stiamo parlando fondamentalmente di contratti a termine, nei primi 6 mesi c'è stata una crescita, quindi un aumento delle assunzioni nette soprattutto per contratti a termine, però a differenza dell'anno scorso nei primi 6 mesi di quest'anno sono cresciuti anche i contratti a tempo indeterminato. Questo ha portato di conseguenza a migliorare anche le condizioni economiche delle famiglie, sia per il credito al consumo con un più 9,6% nei primi 6 mesi che per i mutui. Le imprese hanno migliorato la loro posizione di liquidità finanziaria, ma visto l'andamento dei mercati esteri ora si muovono con cautela. Miglioramento anche nel settore turistico, con la crocieristica a Venezia che indica un dato sorprendente.
un dato che è in controtendenza rispetto ai flussi di merci, di passeggeri nel sistema portuale e aeroportuale, perché i passeggeri della crocieristica nei primi 7-8 mesi dell'anno sono cresciuti dell'11,4%, recuperando in parte il calo che c'era stato lo scorso anno, legato anche alle note vicende del blocco delle grandi navi da crociera nel porto di Venezia. L'indotto legato alla crocieristica è significativo, quindi ci aspettiamo che questo sia un ulteriore fattore che fa ben sperare per il consuntivo poi dell'anno per quanto riguarda le presenze di turisti stranieri soprattutto. In chiusura solo per segnalarvi che fra poco meno di 24 ore Verona saprà se il suo sogno di ospitare nel 2020 la Giornata Nazionale degli Alpini si avvererà, perché domani è prevista infatti a Milano domattina il Consiglio nazionale dell'ANA e all'ordine del giorno c'è proprio la votazione per la Adunata 2020, quindi non quella dell'anno prossimo ma quella successiva, e in lizza ci sono Verona, Rimini e Torino. I 24 consiglieri nazionali, cui si aggiungerà il voto del presidente Sebastiano Favero qualora si delineasse una situazione di assoluto pareggio, cioè di 12-12, sono chiamati dunque a scegliere la città. L'inizio della riunione è prevista alle 10, ogni città 15 minuti ciascuno per poter presentare definitivamente la propria candidatura e poi entro la mattinata la decisione. Potremo quindi raccontarvela proprio nel corso di questo telegiornale domani. Ore 13, fra pochissimo si parla di salute e parliamo di influenza e vaccini, quindi un tema molto importante proprio di questi giorni. Lo facciamo con la dottoressa Lorena Gottardello, responsabile del Dipartimento Prevenzione ULSS 6 Euganea, e Maurizio Chiesa, direttore di medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Antonio ULSS 6 Euganea. Quindi aspettiamo come sempre le telefonate allo 049 490 6054 e i post, le domande sulla pagina Facebook di Antena 3. Poi questa sera a 20:10 torniamo a parlare dell'emergenza maltempo con aggiornamenti dalla montagna, ma ci concentreremo sugli effetti che abbiamo visto anche in questi giorni, che continuiamo a raccontare, anche della piena del Piave, le devastazioni nella zona della Golena e la questione della riapertura del Bailey sul ponte della Priola. Lo faremo con Anna Sozza, sindaco di Macerata sul Piave, e con Antonio Dallanese, sindaco di Zenzon di Piave. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Giornata piuttosto grigia sulle nostre regioni, dove non mancherà qualche fenomeno. Vediamo dove. Sul Veneto avremo locali foschie o nebbie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso e spesso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove il cielo si manterrà grigio e anche spesso nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà molto nuvoloso ovunque e non saranno da escludere anche dei locali piovaschi a carattere sparso ma piuttosto frequenti. Qualche spazio soleggiato in più soltanto sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 12 e 15 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal Meteo di Antena 3.